Campo San Beneto, i doni di Cecilia Zentron. Dei due punti che vedrete davanti a voi, oltrepassate quello di destra, Ponte San Paternian, che vi farà proseguire lungo la calle omonima. Sbucate in salizzada della chiesa o del teatro, svoltate a destra e proseguite fino a Campo San Beneto, ovvero San Benedetto in veneziano. Il San Beneto fu un teatro molto celebre a Venezia, dove le sale più importanti prendevano il nome della parrocchia dove erano stati erette. Come raccontiamo in un altro dei nostri percorsi, per molto tempo i teatri veneziani ebbero fama di luoghi di dissolutezza o quantomeno di grande libertà di costumi. E proprio in questo teatro, le cui mura perimetrali esistono ancora e ospitano un cinema multisala, prese vita un episodio molto divertente, del quale si rese protagonista Cecilia Zentron, vera regina dei salotti del Settecento veneziano. Su di lei, della quale si diceva essere stata amante, fra gli altri, del conte di Cagliostro, giravano molto più che semplici voci relative alla sua condotta morale, tutte sostenute con splendida leggerezza. Nel 1782, in occasione di un importante spettacolo al San Beneto, la nobile fu convinta ad affittare il suo palco ai conti del Nord, il Granduca di Russia Paolo Petrovitz, figlio di Caterina II, e sua moglie Maria Teodorovna. Lo fece a un prezzo talmente esorbitante, la strepitosa cifra per il tempo di 80 zecchini, che subito circolò tra il pubblico la stessa sera una satira sboccata in forma di epigramma. «Brava la trona, la vende il palco più caro della mona». Immediata la replica della donna, che fece tutto fuorché perdersi d'animo e anzi, è bene il caso di dire, rispose per le rime: la trona, la mona, la dona.